Sulla sanità e il sociale il Partito Democratico avvia la sua campagna informativa per denunciare i tagli e i disagi nel Veneto in questi settori. Sì, drammaticamente si può parlare di solo tagli negli ospedali con la riduzione di posti letto, ma anche di tanti reparti necessari ai cittadini, soprattutto per l'emergenza e urgenza. Nel territorio non si stanno attivando le risposte che la gente attende, i centri per l'Alzheimer, la sclerosi multipla, la cronicità, il diabete, le strutture tipo ospedale di comunità. Non nascono i presidi dei medici per dare una risposta durante tutto il giorno ai cittadini e soprattutto poi c'è un taglio enorme nel sociale dal punto di vista della riduzione dei trasferimenti per la disabilità e la non autosufficienza. Tutto questo lo denunciamo con una campagna veramente forte.